Il Consiglio delle Autonomie Locali, prevista dalla legge regionale 31/2017, è organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della regione. Il Consiglio delle Autonomie Locali è costituito dai componenti di diritto e dai componenti elettivi e proprio per individuare i componenti di nomina elettiva, il Consiglio regionale ha organizzato le elezioni che si svolgeranno il prossimo 12 ottobre. Pertanto, venerdì 12 ottobre 2018, dalle ore 10 alle ore 21, sono convocate le assemblee dei sindaci, dei presidenti dell'Unione dei Comuni, dei presidenti delle Unioni Montane, per eleggere 6 sindaci di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, scheda rosa, 4 sindaci con popolazione superiore a 5.000 abitanti, scheda verde, e 2 presidenti di unioni di comuni, scheda gialla, e un presidente di unione montana, scheda celeste. Ricordo che il voto è personale, non delegabile e ciascun sindaco vota per scegliere il rappresentante dell'assemblea a cui afferisce. È predisposta un'apposita scheda cui indicare il nominativo del candidato prescelto tra quelli proposti nelle liste presentate. Le elezioni si svolgeranno presso la sede della Giunta regionale del Veneto in via Torino 110 a Mestre per gli elettori provenienti dalle province di Venezia e Padova. Presso la sede di Villa Cordellina in via Lovara 36 Montecchio Maggiore Vicenza per gli elettori provenienti dalle province di Vicenza, Verona e Rovigo. E infine presso la sede della provincia di Treviso in via Cal di Breda 116 Treviso per gli elettori provenienti dalle province di Treviso e Belluno.